Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Cambio Gioco. Siamo alla terza edizione di questa settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo, Società Benefit e IEM. Ancora una volta ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i moltissimi partner e media partner che ci aiutano a diffonderla su tutto il territorio nazionale. Siamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, e stiamo trasmettendo come sempre in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Sapete ormai molto bene che esiste un sito dedicato a questo festival, il sito si chiama www.cambiogiocoul6.it, dal sito potete scaricare tutti i materiali promozionali e l'intero programma dell'iniziativa e soprattutto sul sito restano a vostra disposizione gratuitamente tutte le videoregistrazioni degli interventi dei nostri ospiti e dei nostri esperti, oltre che quelli di questa terza edizione, anche quelli delle due edizioni precedenti. Vi invitiamo a rilanciare le nostre dirette sui vostri canali, ringraziamo le moltissime persone che lo stanno facendo e ancora una volta ringraziamo tutti quelli tra voi che interagiscono e si connettono con i loro commenti e le loro domande con il nostro festival, offrendo il proprio prezioso e apprezzato contributo. Quindi salutiamo tutto il pubblico che ci sta seguendo da casa, salutiamo anche il numeroso pubblico che è intervenuto qui questa sera al Barco Teatro e salutiamo per un primo saluto istituzionale la dottoressa Valeria Zavan, che è direttore. Ben ritrovata, dottoressa. Direttore del Dipartimento Dipendenza dell'UL6 Euganea, che è stata con noi anche questo pomeriggio, come avrete potuto vedere, per un bellissimo incontro anche di testimonianze. Grazie dottoressa. Grazie a lei, grazie a tutti e grazie al nostro gradito ospite. Io porto i saluti istituzionali dell'UL6 Euganea, della direzione e di tutto lo staff che ha in qualche modo collaborato a rendere queste giornate quello che voi avete visto. Sono rapida e indolore, lo dico sempre all'inizio perché il tempo è dedicato all'ospite più che ai saluti. Dico soltanto che la settimana sta volgendo al termine e sta mostrando in tutte le sue sfaccettature, nella pratica, quello che spesso viene decantato, che è la multidisciplinarietà. La complessità delle cose che ha bisogno di elementi che provengono da capacità, conoscenze, know-how di tante discipline. Questo credo che sia un aspetto molto interessante di questo festival e contro questi tempi che tendono invece a scindere e a rendere, a dare delle problematiche sempre molto limitate a un ambito, il chirurgo piuttosto che l'internista, piuttosto che quello che si occupa di economia, ma mette in una connessione, infatti il titolo è Connettiamoci, no? Che dice guardate che noi siamo tutte queste cose, perché siamo poliedricamente tutte queste cose. E in questo senso credo che ogni contributo che è stato dato serva ad arricchire tutti quanti per avere una visione d'insieme molto molto più, come posso dire, completa. Ecco, io direi così. Io mi fermo qui perché non tolgo tempo a nessuno e vi auguro una buona serata per adesso. Grazie dottoressa, è proprio questo lo spirito del nostro festival, far sentire voci differenti perché convergono tutte a dare un unico contributo di salute e di benessere. Ed ora è la volta del dottor Vito Sava, direttore dell'unità operativa complessa alta e bassa padovana dell'UL6 Euganea. Ringraziamo il dottor Sava per essere qui a portarci un saluto. Buonasera a tutti e a tutte e grazie per questa serata. Io ho pensato di dar parola a un testo del nostro ospite, di un libro che mi aveva appassionato molti anni fa, si chiama Le 3 del mattino, è la storia di un padre e un figlio che per 3 giorni e 3 notti sono costretti per ragioni di salute a passare il tempo assieme. Vi leggo solo 2 passaggi senza rubare del tempo. Gli altri smisero di suonare, mentre lo stesso tipo che aveva parlato al pianista si rivolse al pubblico, a noi, chiedendo se ci fosse qualcuno che voleva sedersi al piano. Mio padre si mosse sulla sedia, cambiando posizione, come se avesse avuto l'impulso di alzarsi, ci avesse ripensato e si fosse detto:
Non fare sciocchezze, professore, lascia perdere. Vuoi andare? Chiesi io sottovoce. No, meglio di no, rispose sottovoce. Perché meglio di no? Voglio dire, sei capace, perché non vai? Meglio di no, disse di nuovo. Vai. E senza nemmeno rendermi conto di quello che stavo dicendo aggiunsi, sarei contento sentirti suonare. Lui si voltò verso di me e mi fissò negli occhi per vedere se aveva capito bene. Poi annui, si alzò e fece un cenno con la mano, richiamando l'attenzione del tizio sul palco. Mentre camminava verso il pianoforte mi venne paura che non fosse all'altezza. Avevo suonato da ragazzo ai matrimoni e alle feste studentesche e si esercitava di tanto in tanto con i pianoforti a prestito. Perché non stai zitto? Mi chiesi. Papà si sedette subito, dopo si rialzò e si sistemò lo sgabello. All'inizio era circospetto, a poco i tasti parvero liberarsi, i suoni del piano parvero diventare più pieni e più ricchi e cominciò a dialogare con gli altri, come qualcuno che entra educatamente in una conversazione già cominciata. Osservava in modo quasi spasmodico ogni suo gesto. Era tutto così estraneo alla mia immagine di lui, così misterioso. Ecco, mi fermo qui. Erano le parole del dialogo tra un padre e figlio e come si connettevano tra di loro. Lascio la parola al nostro relatore perché possa continuare. Grazie. Grazie dottor Sava, e allora presentiamo l'incontro di questa sera che si intitola Parole in rete. Abbiamo con noi Gianrico Carofiglio, scrittore, già magistrato e politico italiano, ha scritto racconti, romanzi, saggi, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, tiene conferenze in Italia e all'estero, questa sera qui a Padova con noi, ed è ideatore e conduttore di un programma televisivo di successo dal titolo Dilemmi. Lo accogliamo con un applauso, lo ringraziamo moltissimo di essere qui con noi. Allora, prima di lasciargli la parola, ricordo a tutte le persone che ci seguono da remoto che possono interagire commentando le nostre dirette, ponendo delle domande che poi noi rivolgeremo al dottor Carofiglio. Potete utilizzare anche un numero di telefono dedicato scrivendoci su WhatsApp al numero 370-318-6802, lo vedete anche comparire in sovraimpressione, e ovviamente saranno molto graditi anche gli interventi da parte del pubblico in sala, perché il dottor Carofiglio ha piacere di stabilire un dialogo e un confronto aperto con la platea, sia quella in presenza che quella che ci segue da casa. Quindi nuovamente benvenuto e cominciamo con un primo stimolo, perché il titolo di quest'anno, di questa edizione di Cambio Gioco, come lei ha sentito, è Connettiamoci la rete come patrimonio di salute, e il titolo che lei ci ha proposto è Parole in rete. Allora, se ci fa intanto un'introduzione su questo tema delle parole, della rete, della connessione. Beh, intanto grazie, buonasera a tutti. Mi sono preoccupato a un certo punto quando ha detto che mi lasciava la parola, temevo pensasse che ricordassi a memoria. Ho avuto un attimo, diciamo, di terrore poi, per fortuna. Ma vedete, il tema del linguaggio, delle parole che utilizziamo, che non utilizziamo, il modo in cui le utilizziamo, spesso è considerato, come si può dire, un accessorio della sostanza delle cose. In molti, per esempio nella politica, anche gente molto per bene, animata da eccellenti intenzioni, anche con delle buone idee, in molti, dicevo, pensano che la maniera in cui dice le cose sia un po' come la confezione di quello che ci metti dentro, e quello che poi alla fine dei conti è fondamentale, quello che ci metti dentro, non il pacchetto. Il pacchetto è, come diceva Troisi nel celebre film, ornamentale. Non è così. Le parole con cui diciamo... Non si sente bene? Usiamo questo. Devo ripetere tutto? Mi state sottoponendo a degli stress psicologici, poi andrò a bere dopo, diciamo. A proposito. Sì. Cioè, mi devono intercettare sull'uscita, mi placcano. In realtà il modo in cui diciamo le cose è la sostanza delle cose.
è dal modo in cui diciamo le cose, dalle parole che scegliamo, dalla capacità di dare senso usando parole precise per dire quello che dobbiamo dire, che dipende la nostra stessa possibilità di raggiungere dei risultati, di entrare in relazione davvero con gli altri. C'è un filosofo del linguaggio americano, linguaggio dell'istituzione, John Searle, che dice: non è possibile pensare con chiarezza se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza. E questo allude proprio al fatto che le parole definiscono lo statuto della nostra conoscenza e definiscono la nostra possibilità di entrare in rapporto con gli altri, la nostra possibilità di convincere gli altri. C'è un grande linguista americano, specialista delle metafore politiche, si chiama George Lakoff, che dice: la verità da sola non vi renderà liberi. Se abbiamo ragione, qualunque cosa significhi avere ragione, avere ottime idee, avere una struttura etica e delle intenzioni molto commendevoli, non serve a nulla se non siamo capaci di dirli agli altri. Se non siamo, nella politica, ma non solo, se non siamo capaci di raccontare, non dico spiegare, proprio raccontare, far percepire la dimensione della nostra verità, quella verità non esiste. Ed è una questione che spesso viene molto, molto trascurata, con i danni cui possiamo quotidianamente assistere, perché chi quelle parole le usa invece in maniera spregiudicata, senza nessuna remora etica, con la unica prospettiva di manipolare, tende, diciamo, soprattutto di questi tempi complicati, a prevalere. Quindi la cura delle parole, il pensare alle parole, il pensare alla fondamentale importanza delle parole che scegliamo, delle storie che raccontiamo, delle metafore che creiamo per la qualità della nostra vita civile, è per l'appunto non una questione da intellettuali, da accademici, ci ritroviamo una sera e facciamo una bella conversazione dotta ed elegante. È un tema centrale dell'etica civile e come tale va considerato. Questa è la premessa, io credo, di tutto quanto. Parole in rete, perché questo è anche il titolo. Se noi parliamo della rete in questi giorni con una duplice valenza, cioè la rete di internet che in qualche modo sviluppa anche delle dipendenze, delle modalità compulsive, ne abbiamo parlato anche molto con i ragazzi, ma anche la rete, la connessione delle relazioni, degli aiuti, dei servizi. Ecco, come si collocano le parole in queste due reti? Beh, il tema è una derivazione di quello che abbiamo detto prima. È ovvio, è necessario essere consapevoli del contesto in cui ci si muove. C'è un modo di esprimersi quando si sta faccia a faccia, ci si rivolge a degli interlocutori e si ricevono risposte da questi interlocutori. C'è un modo di ascoltare che è la qualità fondamentale per parlare con efficacia, anche se spesso sfugge. Io credo qui ci siano molti specialisti che di questo concetto fanno una pratica quotidiana, ma la capacità di ascolto dell'altro, l'ascolto attivo, è una qualità fondamentale per essere capaci poi di elaborare in maniera efficace, di entrare in connessione, non l'ascolto, diciamo, della buona educazione formale. Avete presente come si svolgono spesso delle conversazioni? Se i due protagonisti sono persone civili, se non sono civili va bene, sono risse e basta, ma se i due protagonisti sono persone ben educate, c'è uno o una che parla e l'altro che sta zitto o zitta, magari annuisce anche, ovviamente non sta ascoltando una parola di quello che sta dicendo l'interlocutore, perché sta pensando a quello che dirà lui o lei quando sarà il suo turno. E ovviamente questa non è comunicazione, non è connessione, nel migliore dei casi è un palleggio bizzarro. Purtroppo questa è l'ipotesi più frequente. E la connessione esiste se io ascolto quello che dice l'altro, la connessione esiste, e l'ascolto non è soltanto l'ascolto della persona in presenza, ma in generale prestare attenzione. Ecco, l'attenzione è una qualità morale, secondo me. Prestare attenzione è rispondere, reagire, tenendo conto di quello che dice l'altro, cercando di capire quello che dice l'altro. Io sono un grande fautore delle domande strategiche, della
capacità di fare vere domande possibilmente aperte agli interlocutori per capire che cosa effettivamente hanno da dirci. Io, come dicevo prima, faccio spesso anche dei seminari su questi argomenti, intendo proprio seminari didattici. E qualche anno fa successe una cosa singolare che racconto spesso. Era un seminario a dei dirigenti di una grande società di assicurazioni. Siccome non erano tanti, era il cosiddetto top management, non so se apprezzate, diciamo così. E quindi, insomma, gli stavo illustrando in maniera un po' più pratica, con esempi concreti, le cose che ho detto brevemente ora sulla fondamentale funzione dell'ascolto attivo per sviluppare conversazioni efficaci, negoziazioni di successo, nelle quali il concetto di fondo è che non è che uno vince che l'altro perde, ma possibilmente si trova una strada di cooperazione. E siccome non eravamo in tanti, pensammo di fare anche un'esercitazione, quindi chiesi all'amministratore delegato: ma chi è quel signore là? No, vedo. Ogni tanto sono fastidiosamente sorpreso dalla mia faccia, diciamo, perché non riconosco questo. Dice che è l'unico modo per non morire giovani, ma insomma. E quindi io chiesi all'amministratore delegato di questa società di dirmi se ci fosse fra i suoi dirigenti qualche contrasto acceso su qualche tema aziendale, e effettivamente c'era un contrasto molto acceso fra due di questi dirigenti, e allora li mettemmo così proprio. Era una sala un po' più piccola, con una ventina di persone, questi due si misero uno là e una qua, perché c'era un contrasto molto crudo fra loro, che stava creando anche dei problemi nell'azienda. E io dissi: il metodo di questa esercitazione, di questo esperimento, è piuttosto semplice. Il primo di voi che parlerà enuncerà la sua posizione. L'interlocutore, nel caso di specie l'interlocutrice, potrà rispondere quello che vuole solo dopo aver riassunto quello che ha detto l'interlocutore ed essersi sentita dire che ha capito bene. Fammi vedere se ho capito bene, tu hai detto questo, questo, questo e questo. Sì, hai capito bene? No, non hai capito bene, te lo rispiego. Una regola, diciamo, di una semplicità che rasenta, se non sconfina, nel territorio del banale. Il primo parla, e già io vedevo questa signora che mostrava tutti i segni, diciamo così, della reazione di fight, non fly, cioè era. E quindi quando questo finisce di parlare, comincia a rispondere. Dico: no, dottoressa, dovrebbe prima riassumere quello che. No, ma ho capito bene. Sì, sono sicuro che. Cioè, ma è un'esercitazione, dovrebbe. No, ma mi è tutto chiaro. Ho capito, stiamo facendo un'esercitazione. Insomma, ve la faccio piuttosto breve. Alla terza richiesta, questa, diciamo, appare, diciamo, un'espressione di autentico smarrimento nel suo viso, e lei è costretta a confessare di non essere capace di riassumere quello che il suo collega 2 minuti prima, nel corso di un'esercitazione nella quale erano state enunciate le regole, aveva detto. Non l'aveva ascoltato neanche con queste premesse. E io dissi: non c'è problema, lo rifacciamo. Lui ripeté, questa volta lei ovviamente ascoltò, e 5 minuti dopo erano d'accordo. D'accordo! L'amministratore delegato non ci poteva credere, neanch'io, perché colpi di fortuna di questo genere non capitano spessissimo, diciamo. Però, diciamo, ripeto, al di là del fatto che i risultati non sono sempre così spettacolari, qui c'era chiaramente un problema, mi viene da dire, di sordità neurologica, nel senso che non si ascoltavano per le più varie ragioni, che erano le ragioni profonde del contrasto, che erano, anche qua non vi dico nulla di nuovo, problemi di ego, di spazi di potere, di insicurezze profonde che si trasformavano in forme di aggressività. Però, ecco, il tema centrale per approfondire il primo enunciato, cioè della fondamentale importanza di parole precise e usate in modo oculato per dire quello che abbiamo da dire, il passaggio successivo è quello di ascoltare le parole degli altri, cercare di entrare
di entrare in sintonia. Io amo molto le metafore prese dalle arti marziali. Ce n'è una che particolarmente mi piace, che è quella che ha a che fare con molte discipline, ma una in particolare ce l'ha nel nome, il Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu vuol dire arte della gentilezza, perché Ju in giapponese significa flessibilità, cedevolezza, duttilità, gentilezza. Perché flessibilità? Perché cedevolezza? Perché il concetto di fondo è che se ti spingono, invece di resistere, cedi e sbilanci l'avversario mettendo in essere un'azione apparentemente paradossale, cioè esattamente il contrario di quello che verrebbe naturale di fronte a una spinta. E questa è la chiave del dialogo efficace in tutti gli ambiti, che sia un dialogo cooperativo o che sia anche un dialogo competitivo o aggressivo in contesti in cui c'è un pubblico. Non c'è niente di più efficace che cedere per squilibrare. Cedere per squilibrare ha una funzione duplice, e lo si fa naturalmente con un uso consapevole e accurato del linguaggio, se parliamo di discutere, perché ha tanto la funzione di disperdere un attacco e poi ha una funzione, non sempre ma spesso, pedagogica, cioè dice all'altro che si scaglia contro di te a testa bassa come abitualmente accade, esiste un altro modo. E come si fa? Fuori di metafora, perché nel mondo del combattimento fisico, l'ho detto, ti spingono, cedi e fai sbilanciare, ti tirano e spingi e fai sbilanciare e via discorrendo. Nel combattimento, nelle transazioni verbali, usando con intelligenza le parole dell'altro, replicando con opportune ripetizioni di quello che ha detto, rivolgendo domande aperte, a volte semplicemente ripetendo quello che ha detto l'interlocutore, mettendoci un punto interrogativo, si mette in atto, diciamo, la tecnica che abbiamo enunciato come la tecnica della gentilezza. Io ci ho scritto, è un tema che mi sta molto a cuore, laddove la gentilezza non sono le buone maniere, non è la buona educazione, non è il garbo, tutte doti che ci piacciono, ma è una virtù di combattimento, etica, che rispetta l'altro, ma che mira a disinnescare il conflitto e trasformarlo, quando è possibile, in una pratica di cooperazione. Ovviamente nel combattimento fisico devi essere allenato, devi sapere come si usa il corpo e nel combattimento, nelle transazioni verbali, devi essere allenato e devi essere consapevole del fatto che una parola o un'altra possono letteralmente cambiare il destino di quella conversazione, ma anche di molte altre cose più vaste. Farei un accordo con voi che fate un clamoroso applauso alla fine. No, io ho fatto lo sguardo per lasciare la libertà quando lo percepiamo nell'aria, lo facilitiamo. A proposito di questo, perché noi ne stiamo parlando moltissimo in questi giorni, la rete, quando parliamo di rete, internet o diciamo di quello che ci sollecita anche in maniera compulsiva costantemente, non sembrerebbe proprio molto orientata a queste modalità, piuttosto a tutt'altre portate anche al parossismo, spesso e volentieri. Allora la domanda è, ma chi è che le coltiva invece queste arti marziali, queste connessioni, questo esiste un altro modo? Cioè c'è qualcuno che lo sta facendo o eventualmente di chi ha la responsabilità anche? La scuola, gli intellettuali, la politica, i servizi, o è tutto lasciato al libero arbitrio del singolo? Quando sento la parola intellettuali, come diceva, va la mano al calcio della pistola, diciamo. Non amo, è una categoria, mi crea sempre una categoria concettuale che mi crea delle difficoltà per varie ragioni, perché molto spesso, diciamo, gli intellettuali sono quelli che si considerano intellettuali, già questo suona piuttosto male, ma al di là, diciamo, di questa enunciazione di una personale idiosincrasia, non credo che ci siano delle responsabilità intese come la colpa di qualcuno, è un sistema complessivo in cui per molte ragioni la cura delle parole si è persa totalmente e in cui l'accelerazione parossistica dovuta alla rete soprattutto ha reso ancora più grave questa caduta di senso. Dopodiché
io guardo con curiosità nei social quello che succede quando scoppiano delle risse o viceversa, molto meno di frequente, quando ci sono delle discussioni civili. Allora, intanto bisogna togliere di mezzo, diciamo, i non umani, cioè lì ci sono i troll, ci sono macchine di propaganda, che non è neanche troppo difficile da riconoscere. Quello che mi lascia sempre enormemente stupito è come persone normali e intelligenti abbocchino e si mettono a discutere con qualche troll dal nome bizzarro, nato magari in qualche officina di San Pietroburgo o altrove, insomma. Poi invece ci sono le persone reali che spesso litigano selvaggiamente, spesso si offendono, e le ragioni di tutto questo sono ragioni che hanno, credo, a che fare con le cose di cui vi occupate voi qui. È una forma di dipendenza, a mio modo di vedere, anche quella. C'è una situazione di grande sofferenza e disagio in molti che viene lenita, trova una qualche forma di anestesia nella pratica dell'aggressione in rete, della rissa in rete, in una situazione in cui si pensa di essere, diciamo, intoccabili, poi non è affatto così. Però anche là, secondo me, io qualche volta, ora non mi capita, ma in passato l'ho fatto, di provare a mettere in atto una strategia paradossale. C'era un tizio, parecchi anni fa, che mi diceva di tutto dappertutto in situazioni, ero un cialtrone, un presuntuoso, ma magari aveva anche le sue buone ragioni, che i miei romanzi erano mediocri, che ero pieno di me quando andavo in televisione. Ora vi prego di non assentire perché non sarebbe gentile, diciamo, da parte vostra. E poi non so come, questo riuscì a trovare un mio indirizzo e mi scrisse una valanga di sta roba qua, vi prego di credere che la cosa non mi interessava particolarmente, però mi venne, diciamo, mi punse vaghezza di fare un piccolo esperimento. E quindi gli risposi, la ringrazio per la sua severa ma franca corrispondenza, apprezzo moltissimo, diciamo, le annotazioni critiche che mi ha rivolto, di cui sicuramente terrò conto, e mi consenta anche di dirle che apprezzo molto di più la sincerità, anche con qualche aspetto di ruvidezza rappresentata dal suo messaggio, piuttosto che l'adulazione dei tanti. È una sbracata di questo tipo veramente vergognosa. Questo diventò il mio più grande sostenitore, ma fu una roba surreale proprio, sembrava ma letteralmente 2 ore dopo cominciò a scrivere dappertutto che ero un grande, che gli dispiaceva a volte di aver... una roba surreale. Allora, che cosa voglio? È ovvio che si tratta di una persona, diciamo, in equilibrio precario, ma al di là, diciamo, di un caso così vistoso che però ci permette di raccontarlo, cioè in tantissimi casi la violenza, parlo della violenza verbale, ora lasciamo perdere quella fisica, ma anche quella, dipende da una ferita che uno cerca di compensare, che è una profonda insicurezza che uno cerca di curare con l'aggressione fisica e verbale. Una richiesta tante volte di aiuto, un bisogno di ascolto. Se tu cominci ad ascoltare, cioè sconfiggi la tendenza rispetto a certe cose di dargli un ceffone metaforico, ben inteso, e chiedi spiegazioni, è come se nella maggior parte dei casi si disinnescasse un meccanismo micidiale. E allora credo che a questo noi dobbiamo pensare, cioè non a essere remissivi. Spero sia chiaro che non è affatto un'apologia della remissività, è un'apologia della capacità di combattere con intelligenza in modo non violento, un discorso su quello che si può fare se ci si sottrae alla trappola dell'ego, del nostro ego, che è quello che si sente offeso magari in certi casi, che vorrebbe reagire rispetto alle stupidaggini. Ho letto di recente un libro di un bravissimo psicologo israeliano che raccontava, in bilico fra il saggio e la nota autobiografica, di come si era trovato bersaglio di haters di mezzo mondo per il suo ruolo di consulente del governo israeliano sul tema dei vaccini durante il Covid, cose selvagge, di come avesse deciso di approfondire. E lui dice un sacco di cose interessanti in questo libro. Una in particolare che mi ha colpito riguarda
il punto critico in cui una persona normale all'improvviso diventa un complottista, un negatore della verità, perché succede a persone normali, se ci parli, poi le incontri, quasi mai si tratta di squilibrati mentecatti, è gente a cui è successo qualcosa e ha sentito il bisogno di ripararsi dietro una verità alternativa, per così dire. E se quando inizia questo meccanismo, quello della radicalizzazione, questi soggetti vengono respinti dal loro ambiente, vengono duramente criticati, come verrebbe naturale fare, lui dice, beh, questo è il modo per accelerare il meccanismo e per aumentare anche la loro capacità, diciamo, di contagio verso altri. Sun Tzu, nell'arte della guerra, diceva che la strategia è l'arte del paradosso e ci sono poche verità più vere e naturalmente la strategia non è solo quella militare, ma in generale l'entrare in rapporto con gli altri. E quindi io credo che anche in rete questo si possa fare, richiede, diciamo, modalità tecniche differenti, richiede anche la capacità di scegliersi i compiti e di scegliersi gli interlocutori se esistono davvero, perché tanti non esistono, però io credo che valga la pena se uno ha voglia di fare, diciamo, di prendere parte a un lavoro di igienizzazione di questo contesto in cui, bene o male, tutti quanti abitiamo e abitiamo per molto del nostro tempo. Sì, questi sono concetti che si legano tantissimo anche ai temi che stanno emergendo in questi giorni, perché per esempio in educazione abbiamo avuto Stefano Rossi, che è un fautore di questo tipo di dialogo con i ragazzi difficili, per esempio. Lui usa delle metafore, dice per esempio quando noi interagiamo con la parte aggressiva o positiva o trasgressiva, in realtà stiamo alimentando il mostro guardiano a difesa del bambino ferito. E altrettanto questo tema si lega in particolare a quello che è emerso oggi pomeriggio, dove le persone che sono venute a testimoniare i loro problemi di dipendenza hanno proprio raccontato la durezza del fatto di sentirsi respinti, e quando invece le cose sono cambiate perché hanno trovato un profondo ascolto, cioè in qualche maniera queste cose la metafora di cui dicevamo prima, cedi e all'improvviso perdere l'equilibrio. Se resisti, quello troverà ragione del suo esistere in quel modo, in quella resistenza. Peraltro, molti di voi lo conosceranno, il grandissimo psicoterapeuta e più grande esperto di ipnosi della storia, che era Milton Erickson, che ha teorizzato nella maniera più sofisticata l'idea di usare, come dire, la resistenza come strumento di cambiamento, cioè non andare contro la resistenza, ma trasformarla in un cardine per produrre il cambiamento. E tutto questo ovviamente si fa col linguaggio, si fa con le parole giuste, si fa con le metafore efficaci e, in premessa, si fa con la consapevolezza di quanto questo sia inevitabile. E questo può funzionare anche per vincere le resistenze al cambiamento, anche in termini terapeutici, visto che in questo festival parliamo di disturbi comportamentali. Un altro stimolo che ce l'avevamo preparati per lei, che probabilmente se lo aspetta pure, considerando il titolo del suo ultimo saggio, cioè l'elogio dell'ignoranza e dell'errore. Allora, di errori in questo tempo, del fatto di perdonarsi, in questi giorni, del fatto di perdonarsi, di non sentirsi colpevoli, ma piuttosto umani, quindi si può sbagliare e poi ricevere aiuto, anche con un problema di dipendenza da gioco d'azzardo, per esempio, che è il tema di cui stiamo parlando. Ma l'ignoranza, cioè l'elogio dell'ignoranza, ci aiuta un po' meglio a comprendere questo concetto, perché sull'errore riusciamo a trovare la connessione. No, per l'ho messo perché andava bene nel titolo e poi mi sono inventato. No, il tema dell'ignoranza è almeno altrettanto importante, così come l'errore di cui si fa l'elogio in questo piccolo libro non è l'errore arrogante, ottuso, prepotente di chi è incompetente e rifiuta l'idea invece che la competenza sia una chiave di lettura delle cose, di chi non è capace di ammettere errori o difetti. Io vado pazzo per questa cosa dell'ammettere errori o difetti, nel senso che nessuno lo fa. Sui difetti soprattutto è stupendo. Proviamo a chiedere a qualcuno, anche a noi stessi, dimmi qualche tuo difetto. Allora ti guardano con aria pensosa. Il problema è che io sono troppo generoso.
se ne approfittano di me. Se proprio vogliamo andare su una cosa orrenda, sono testarda, ci picchia, no, un difetto vero. Ecco, il tema è quello ancora una volta, l'autoconsapevolezza. Uno può anche non dirli, il problema è che non li diciamo neanche a noi stessi. Un passaggio di cambiamento sostanziale in una persona è quando è capace di raccontare almeno a se stesso o a se stessa, ma magari anche a qualcun altro, di autentici difetti. Autentici difetti sono l'avarizia, l'invidia, la vanità estrema, cose di questo genere. E lo stesso vale per gli errori. Di regola, se chiedi, hai commesso errori? Sì, anch'io ho sbagliato come tutti. Poi di sapere esattamente dove è, complicato. La capacità di riconoscere gli errori, possibilmente in maniera rapida, possibilmente non a distanza di molto tempo, è una componente fondamentale, fra le altre cose, della competenza. Diceva Niels Bohr, grandi geni della fisica e in generale dell'umanità, dice: l'esperto è quello che ha fatto tutti gli errori possibili in un certo campo, un po' enfatica ma abbastanza condivisibile. L'ignoranza appartiene alla stessa famiglia concettuale, cioè l'ignoranza arrogante, ottusa, la mancanza di metacognizione, la incapacità di riconoscere i limiti del proprio sapere, che sono ovviamente enormi. E poi invece c'è l'ignoranza consapevole di chissà che noi sappiamo un piccolo, minuscolo. A me piace questa metafora dell'isola. La nostra conoscenza è un'isola. E ciò che noi non sappiamo è l'immenso mare attorno. Immaginiamo che l'isola sia sottoposta a un processo geologico per cui ogni tanto emerge un po' di terra, quello è il nostro ulteriore apprendimento, aumenta la superficie, quindi aumenta anche il perimetro e paradossalmente aumentano i punti di contatto del territorio della conoscenza con l'immenso territorio della non conoscenza, cioè più uno davvero conosce e più diventa, se quella conoscenza è consapevole della sua ignoranza. Ma l'ignoranza è una premessa bellissima, cioè è un'opportunità. Sapere che c'è un sacco di cose, un'infinità, un immenso, sterminato quantitativo di cose che non sappiamo, può produrre due effetti diversi, o uno di sfiducia, scoramento, che è come essere sfiduciati per il fatto che un giorno o l'altro toccherà morire, oppure uno di entusiasmo, dire cioè c'ho tutta questa sterminata possibilità di continuare a imparare cose. Nel libro si cita Maxwell, che è stato probabilmente, secondo gli esperti, il più grande fisico fra Newton e Einstein, che l'ha detta in maniera molto lineare, dice il vero progresso della conoscenza nasce soltanto dall'ignoranza consapevole. A me viene da aggiungere l'ignoranza gioiosa, cioè l'ignoranza come opportunità, e di quella si fa l'elogio nel libro. E come vedete, sin dall'inizio abbiamo continuiamo a far girare una parola che è fondamentale per la salute intellettuale e morale di tutti quanti noi, che è la consapevolezza. La consapevolezza, sapere quello che si sa, quello che non si sa, dove si può arrivare, consapevolezza della propria fallibilità, del fatto che noi passiamo la maggior parte della nostra vita ad avere torto. Allora uno può decidere di vivere in negazione rispetto a questo, cosa che facciamo in molti. Io ho fatto per gran parte della mia vita, essendo particolarmente molesto, perché a questa incapacità di ammettere gli errori si univa un certo talento argomentativo, per cui sbagliavo e poi spiegavo con ottimi argomenti che avevo ragione. Quindi mi immaginate come erano contenti i miei interlocutori. Quando l'ho capito, con un certo ritardo, ho cominciato un po' a pensare a queste cose. Sto libro viene anche un po' da questo tipo di riflessione. E rispetto anche a questa esperienza personale che lei ha citato, ma quali sono i passi per prendere questa consapevolezza? Cioè, lei com'è capitato di fare questo passaggio? Di diventare consapevole della mia fallibilità aggravata dalla mia arroganza retorica. Non è che c'è un momento preciso. Io ho questo, su questa sequenza di ricordi un po' confusi di cose dette da amici, ma poi dette dai miei figli, sul fatto che era, e magari è ancora adesso,
fastidioso discutere con me. Fastidioso non era proprio l'espressione usata, ma insomma, però bisogna anche sapere usare le parole per, diciamo, ammorbidire i concetti. E questa mi sembrava, diciamo, veramente un'insopportabile ingiustizia quando lo dicevano. Diceva, ma io sostengo buone ragioni quando ho ragione, tipico, insomma, di chi vive momenti dissociativi. E poi quando, diciamo... no, ma l'ho fatto apposta. Guardate, io adoro, diciamo così, sconfinare e poi espormi al rischio di essere preso a pernacchie. Devo dire, la cosa più... Insomma, posso fare un racconto autocelebrativo orrendo, diciamo. Tempo fa, no, diversi anni fa, mi invitarono a fare una lezione cosiddetta Lectio Magistralis, che ogni volta mi viene un po' da ridere, nell'aula magna della Normale di Pisa. E io, come mio solito, non mi preparai nulla. E quando ero lì davanti con questa sfilata di professori, fra cui proprio in prima fila Settis, non so se vi ricordate, ma insomma, diciamo, c'era questo professore che mi introduceva, io pensavo, questa volta forse hai esagerato. Dopodiché c'erano molti fisici teorici e io, come, ve lo ricordate, Zelig? Ecco, che entra in un pub irlandese, gli diventano i capelli rossi e si mette a parlare di patate. Io stavo lì con i fisici teorici e mi metto a parlare di concetti, diciamo, letti su libri divulgativi. E però evidentemente andò bene, perché si alzò uno, dice, io insegno fisica teorica. No, complimenti, ma lei come sa queste cose? Io pensavo, dice, oddio. Quindi vi prego, se qualcuno ha da dire che ho detto delle sciocchezze, me lo dica in privato. Se invece pensate che sto dicendo, facendo governo corretto di questi concetti, potete, diciamo, enunciarlo pubblicamente. Mi sono reso conto, non in un momento preciso, di questo meccanismo per molte ragioni. Scrivere dei romanzi, se uno lo fa onestamente, aiuta, perché ti pone, diciamo, in rapporto con, diciamo, molto diretto con l'imperfezione tua, perché tendenzialmente le storie che uno scrive, i contenuti hanno una dimensione autobiografica. Poi quella frase dei miei figli e di altri continuava ad aleggiare, a poco mi sono reso conto, ho anche riesaminato qualche volta in cui proprio questa operazione era stata fatta in modo... E quindi prima ho cominciato a parlare in qualche romanzo e poi insomma è venuto fuori questo libro che è nato peraltro in maniera molto casuale, come capita abbastanza spesso. È una cosa enormemente liberatoria, il fatto di sbarazzarsi dal bisogno e dal dovere di avere sempre ragione. Io ho sempre ragione, ma a parte questo, non, diciamo, voi altri no, diciamo. No, è veramente molto liberatorio, perché, posto che è chiaro che non è che uno raggiunge la letizia e la perfezione immediatamente, tante volte capita, per le più varie ragioni, di reagire, diciamo, a cose dette in maniera urtante, ma magari giuste, con appunto quella tecnica argomentativa di cui dicevo. Però, insomma, il fatto di familiarizzarsi progressivamente con l'errore, che è cioè, l'errore non è un incidente. L'errore è il nostro modo di entrare in rapporto con l'esperienza e soprattutto il nostro modo effettivo di imparare cose nuove. Cioè, qualcuno ha mai visto un bambino che un giorno sta gattoni e il giorno dopo sta in piedi e cammina? Ovviamente no, cade continuamente. La caduta è una parte fondamentale. Nel libro c'è un capitolo che si intitola Arti marziali e comincia raccontando questa cosa che chi pratica le arti marziali sa benissimo, gli altri magari no, che in molte discipline quando entri in palestra la prima cosa che ti insegnano è cadere in modo, diciamo così, senza farti male, possibilmente elegante e possibilmente alzandoti in maniera rapida e addirittura sfruttando l'opportunità. È una bellissima metafora. Quando smetti di avere bisogno di stare sempre in piedi o di dire di stare sempre in piedi, un sacco di cose interessanti appaiono all'orizzonte. Mi rendo conto che sto adottando un tono da guru e mi scuso, diciamo, ma l'orario è, diciamo, non questo. Grazie. Allora, c'è già una prima domanda dal pubblico. Se c'è un esperto di dissociazione vuol dire che ho detto fesserie, è pregato di dirmelo fuori.
Allora passiamo oltre. No. Prego. Sì, sì, guarda, se puoi parlare forte e la ripeto io al microfono perché altrimenti non si sente. Buonasera. Buonasera. Io sono un appassionato di programmi televisivi e il suo programma di Lemmy credo che offra una narrazione particolare che riassume quell'approccio di gentilezza che ha prima spiegato. Cioè quando due interlocutori hanno due posizioni e senza manipolarsi l'uno con l'altro attraverso queste tre regole devono riuscire a portare avanti la loro motivazione, insomma quello che pensano. Esiste in ambito di digitale, perché io sono un educatore dell'area dipendenza e lavoro con i ragazzi in un laboratorio digitale proprio dentro questa ULSS con tanti colleghi e proviamo noi a fare questa attività educativa con le classi, però mi domandavo a livello di social media, conosce un parallelo del suo programma di Lemmy che utilizza questo approccio narrativo? Cioè vuol dire uno che è stato capace di fare quello che ho fatto io? No, non lo so. In area social è la domanda, la riassumo anche per chi ci sente da casa perché altrimenti sì. il microfono... Allora la domanda è... Quindi ho rovinato la battuta. Se c'è qualche esperienza similare in area social di quello no, che... lo ignoro, ma credo di sì, nel senso che poi c'è nel senso che è una congettura, se uno va alla ricerca trova quasi tutto, però lo ignoro, insomma, quel tipo di formato è un formato molto semplice, però diciamo è relativamente, una parola un po' parlarsi addosso, ma è innovativo, nei social non so, però secondo me la questione non è tanto esiste o non esiste, il tema fondamentale è riflettere, come stiamo facendo anche con questo passaggio della conversazione, su che cosa significa parlare con gli altri con efficacia, laddove il parlare include il parlare, ma anche il parlare nella forma scritta, in generale, da entrare effettivamente in comunicazione. L'ostacolo fondamentale per una comunicazione efficace, ma anche nelle professioni, diciamo, della salute mentale, il problema esiste, non è che non esiste, c'è tanti psicologi e psichiatri bravissimi che entrano, diciamo, in competizione o in antagonismo e non lo ammetterebbero mai, o ci sono tanti pazienti o clienti che dicono le bugie allo psicologo, sapete meglio di me perché devono fare bella figura e così via, quindi c'è un tema di liberazione dalla trappola dell'ego che è uno dei fondamentali ostacoli, diciamo, a funzionare con efficacia. Ora abbiamo un po' allargato il discorso, in quel programma la scommessa era, che credo l'abbiamo vinta tutti assieme, era quella di far vedere che si poteva andare in televisione, fare delle discussioni con contrasti accesi, senza che nessuno alzasse la voce, nessuno offendesse nessuno. E beh, effettivamente questo mi sembra che abbia funzionato. Comunque la rifacciamo incredibilmente. Quindi c'è la possibilità di portare quest'altra via, quest'altra modalità anche nei mezzi di comunicazione che c'è possibilità di portarla dappertutto. Guardate, io facevo un lavoro, io facevo il pubblico ministero e l'investigatore, mi occupavo di reati gravi. E da fuori la vulgata, quello che la gente pensa è che il bravo investigatore o la brava investigatrice è quello duro, capace di imporsi. Ovviamente non è così. All'inizio della mia vita professionale io ero, diciamo, schierato su quell'idea stereotipata, ma in breve tempo ho capito che i migliori investigatori sono ancora una volta quelli capaci di fare quella roba là, di ascoltare gli altri, di mettersi dal punto di vista dell'interlocutore, di capirne le ragioni, che non significa giustificarle, sia chiaro, è una differenza fondamentale. Se sto interrogando un possibile omicida e devo cercare eticamente di ottenerne la confessione, esclusi i casi, diciamo, delle confessioni estorte con la violenza fisica o morale, e beh, la possibilità è soltanto se riesci a vedere le cose dal suo punto di vista e se gli trasferisci o le trasferisci questo passaggio, questa operazione, essere capaci di parlare con le persone, capaci di ascoltare quello che dicono, capaci di elaborare quello che dicono e capaci di offrire degli incentivi onesti per
per raccontare quello che hanno da raccontare. Quindi ancora una volta doti molto diverse da quelle che uno potrebbe immaginare secondo una nozione stereotipata di questi lavori. Ecco, a proposito del suo lavoro da magistrato, se può darci anche un contributo rispetto alla visuale che lei ha avuto da questo osservatorio rispetto al fenomeno del gioco d'azzardo, che negli ultimi anni in Italia ha preso un'impennata veramente molto significativa. Io me ne sono occupato soprattutto all'inizio, ma io ci ho scritto un romanzo su questa cioè un romanzo che si intitola Il passato è una terra straniera, è un romanzo sul gioco d'azzardo e sul barare al gioco, ma in quel romanzo c'è una figura di giocatore compulsivo, malato, che è ispirata a un mio parente. È proprio uno dei rari casi in cui, insomma, era già andato via da molto tempo quando io ho scritto il romanzo, ma qualcuno che se lo ricordava lo ha ritrovato, ed era una figura tragica, un uomo mite, colto, dalla conversazione piacevolissima, che per varie ragioni, probabilmente dei traumi dell'infanzia seri, e passò tutta la sua vita buttando denaro, esistenza, rapporti ai tavoli delle bische clandestine. Allora si giocava nelle bische oppure nei casinò. Era un uomo delizioso, famoso negli ambienti dei giocatori, soprattutto di quelli professionali, non compulsivi, per il modo elegante in cui perdeva, faceva parte, è una figura tragica, ricordo, insomma, andava da mia nonna a chiedere i soldi, era uno zio, e qualche volta io glieli portavo perché ovviamente non gli bastavano. C'ho proprio questo ricordo dell'infanzia, poi diventato più grande, a me appunto, come forse avete capito, mi piace ascoltare, lo incontravo, lui mi raccontava queste storie, era contento di raccontarmi queste storie, ovviamente depurate, come se fosse come dire, una vita in qualche modo eroica, mentre invece era una vita tragica e segnata da questa forma di malattia. Ecco, un personaggio così io ce l'ho messo proprio in questo romanzo in cui si racconta di una discesa agli inferi, in cui il tema del gioco d'azzardo è un passaggio fondamentale. Come magistrato me ne sono occupato soprattutto all'inizio, non ho visto tanto l'aspetto, diciamo, della patologia individuale quanto della pratica imprenditoriale, insomma, della gestione all'epoca delle bische da parte di criminalità organizzata e tutto il resto, ma insomma è qualcosa di cui, diciamo, attraverso o a fianco della quale sono passato, certo. Sì, ne abbiamo parlato anche nelle scorse edizioni, lo dico anche per le persone che possono utilizzare il nostro sito come un repertorio anche di contributi, perché attorno a questo tema del gioco d'azzardo poi c'è anche ovviamente l'aspetto della criminalità organizzata e del fatto che le persone vengono irretite anche dall'illegalità. Ecco, un'altra domanda in attesa eventualmente di altri contributi dal pubblico in sala, e poi ci stanno arrivando molti commenti e domande anche dal pubblico a casa, che ringraziamo. Io filtro solo quelli, nel dubbio. Ecco. Parlando sempre della rete, dei tempi della rete, eccetera, lei ci sta dando questa sera un esempio, oltre che nei contenuti anche nella modalità, di pensiero che si prende gli spazi adeguati di andare in profondità, di lentezza, di modo alternativo, eccetera. Allora vorremmo il suo contributo rispetto a quanto questa modalità può aiutarci anche a contrastare una serie di dipendenze comportamentali che invece sono sempre spinte dalla compulsione, dalla velocità, eccetera. Ovviamente adesso, a parte, diciamo, le battute che ho fatto prima, non mi sogno di invadere territori non miei. Io penso che però, appunto, proprio rilacciandomi a quello che dicevo prima, prendersi il tempo, prendersi lo spazio, sottrarsi alla tendenza che tutti abbiamo, e chi ha certe patologie ha più degli altri, di dare la risposta appena arriva lo stimolo. Una pratica intelligente, anche proprio, diciamo, di tipo comportamentale, di imparare a contare fino a 3. Io lo faccio rispetto a certe cose per togliermi delle piccole compulsioni. Una, mi sono recentemente detto: puoi fare la tale cosa solo dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua.
immaginerete i quantitativi di pipì ignobili proprio, però ecco, è una maniera per attirare la tua attenzione, cioè per accendere il riflettore della consapevolezza sulle cose. Poi ovviamente non bisogna di pensare che certi espedienti personali abbiano un senso in situazioni patologiche e serie. Però per esempio rispetto alla rete e rispetto a ritmi che sembrano inevitabili, frenetici, invece può funzionare, rallentare quei ritmi, imparare, diciamo così, a prendersi il proprio tempo, soprattutto capendo che certe cose che accadono in rete letteralmente 2 ore dopo non esistono più. A me è successo di essere bersaglio di quelle che chiamano shitstorm, e nelle 2 o 3 ore in cui questo accadeva c'era gente che mi chiamava, dice ma che cosa fai? Ma assolutamente niente, ma non sei preoccupato, ma proprio non me ne... E dopo qualche ora era tutto finito. Ecco, imparare a praticare un po' di grace under pressure, diciamo, ripeto, non ha nulla a che fare con la cura delle situazioni patologiche, però è un'igiene dei comportamenti, è un'igiene della propria intelligenza che io non tralascerei, cui penserei, anche con espedienti, diciamo così, rallentare il ritmo. Nel libretto di cui dicevo prima, non quello dell'elogio dell'ignoranza e dell'errore, ma quello sulla gentilezza, c'è un passaggio su cui cerco di, non sono stato scelto il primo, di individuare la differenza fra velocità e fretta, fra rapidità e fretta. La fretta è la movenza della persona incompetente o della persona insicura, della persona che non ha il governo della situazione. La rapidità è la manifestazione della competenza, della abilità, della preparazione. E io cercavo di farlo raccontando un aneddoto su Picasso, che una volta era in un caffè parigino con degli amici e si mise a disegnare su una salviettina di carta. E una signora al tavolo vicino vide che aveva fatto questo disegno e siccome lui era già Picasso, si avvicinò e gli chiese se potesse comprarla e Picasso disse che poteva comprarla. E quanto costa? E lui disse una cifra spropositata. E lei fece, ma come può chiedermi questo? Ci ha messo 15 secondi. E lui la guardò e dice, signora, si sbaglia, io ci ho messo tutta la vita. Ed è esattamente questo. La rapidità è il risultato dello studio, preparazione, controllo, padronanza. La fretta è il movimento scomposto di chi si sente insicuro, non è munito degli strumenti tecnici, non è munito degli strumenti psicologici. Imparare a distinguere queste due cose, imparare a padroneggiare le cose per sfuggire alla tirannia della fretta è un altro pezzetto di questo tassello che in maniera, diciamo, un po' anarchica stiamo provando a disegnare. E rispetto a questo, sintetizzando le domande di 2 o 3 persone che ci scrivono da casa, la domanda è come sono messi i ragazzi, i giovani rispetto a quello che ci stai raccontando? Non lo so, nel senso che non ho gli strumenti per dirlo. Ecco, a proposito di pensarci bene prima di dire qualche cosa, in particolare quando si tratta dei giovani cerco di stare il più zitto possibile, perché non lo so e perché le persone un po' più adulte, non molto sia chiaro, ma insomma un po' più adulte, hanno questa inclinazione che io trovo spesso, un'inclinazione particolarmente fastidiosa che è quella sostanzialmente ai miei tempi, che a Roma si dice gli menerei, cioè ai miei tempi che sembra una riflessione organica su come le cose cambiano, è quello che hanno tutte le generazioni da quando esiste l'umanità detto, parlando diciamo di chi è più giovane per diciamo elaborare la sofferenza di diventare più vecchio o più vecchia. Oggi in particolare la decifrazione è ulteriormente complicata appunto da questi strumenti che hanno accelerato enormemente le differenze di alfabetizzazione, il fatto che davvero in certi casi, cioè, non è che si parlino lingue diverse, ci sono sensibilità enormemente diverse, farsi capire dall'uno o dall'altra parte è difficilissimo. Io
mi sento dire soltanto una cosa, che la condiscendenza con cui i più grandi trattano i più giovani è un pezzo importante del problema. Questo naturalmente non significa che si debbano assecondare anche alcune pratiche di vittimismo che sono fughe dalla responsabilità, però la condiscendenza anche in politica rispetto a queste entità, i giovani che sembrano, come posso dire, creature di una riserva naturale, cioè sono adulti, se non sono proprio ragazzini, sono adulti. Ecco, se la finissimo un pochettino di considerare i giovani come una categoria, diciamo, leggermente inabilitata, un pezzetto della questione sarebbe superato. Dopodiché io sono un fautore di quella regola: se non hai una opinione precisa, non forzarti ad avercela per forza. Io non ce l'ho un'opinione precisa perché mi mancano gli elementi. Io sono un fautore di quella categoria elaborata da Keats, il poeta. Questa è una categoria filosofica, la cosiddetta capacità negativa. La capacità negativa di Keats è una dote altamente positiva ed è la qualità di chi è capace, di fronte alla complessità, di astenersi dal collocare immediatamente etichette, esprimere giudizi, cercando invece di confrontarsi con quella complessità e cercando di coglierne le sfaccettature. Tutti noi sappiamo che se metto un'etichetta su qualcosa, quella cosa sarà per sempre quell'etichetta. Il collocare quell'etichetta sarà il modo migliore per precludermi ogni possibilità di comprendere. Quindi capacità negativa intesa come capacità di sottrarsi a questo bisogno ansiolitico di collocare le etichette è un po' quello che diceva Jung. Pensare è molto difficile ed è per questo che la maggior parte delle persone preferisce giudicare. Ecco, sottrarsi al bisogno di giudicare e collocare etichette è una pratica, diciamo, che mi sembra sana nella prospettiva della faticosa comprensione di cose e persone. Sì, sì. Allora, le giro una domanda che ci arriva dalle persone che sono collegate, che ringraziamo sempre. Buonasera, dottor Carofiglio, complimenti per il suo contributo e vorrei sapere da lei se pensa che ci siano, a proposito di parole in rete, delle modalità per riscattare la reputazione e la credibilità, perché spesso ci sono anche questi fenomeni. Ci sono dei mezzi, diciamo, giuridici, naturalmente. Io credo che rispetto alle aggressioni in rete, prima ero meno convinto di questo, ma per l'appunto è una cosa a cui sono arrivato, cercando di non formarmi troppo in fretta un giudizio, ma io credo che di fronte alle aggressioni in rete si debba denunciare. È una cosa che può essere educativa e comunque la percezione che l'incombenza di un'azione repressiva c'è, aiuta, ovviamente non elimina, ma aiuta, diciamo così, a bonificare l'ambiente. E quindi, diciamo, c'era un giurista del XIX secolo tedesco, Jhering si chiamava, che scrisse un libro celebre per, diciamo, gli addetti ai lavori, si intitola La lotta per il diritto, e il concetto di questo libro è che le società sane sono quelle in cui i cittadini sono pronti e disposti a lottare per i propri diritti, e questo credo sia un concetto di un certo spessore etico oltre che civile. Quindi un passaggio è questo. Un altro passaggio è tenere presente che lì fuori, in quell'ambiente, è un posto pericoloso. Questo non significa sottrarsi alle proprie responsabilità di cittadini, ma significa non esporsi inutilmente alle aggressioni quando non è indispensabile. Si possono dire delle cose molto nette senza eccitare, diciamo così, i molti matti scatenati che sono in giro. Io credo di dire cose molto nette quando vado in televisione o anche quelle poche volte che intervengo in rete, però è veramente infrequente che arrivino, diciamo, vere offese. Tra l'altro, insomma, il tono anche delle risposte fortemente critiche, diciamo così, è sempre relativamente civile, e questo dipende, secondo me, cioè una squadra fa in parte quello che gli fa fare l'altra, quindi l'esercizio della continenza verbale da parte nostra, che abbiamo ovviamente ragione,
è un buon modo, diciamo così, per ridurre l'incontinenza verbale di quelli che hanno torto. Sono pezzetti di una strategia complessiva che hanno molto a che fare con quello che abbiamo detto proprio all'inizio, sull'uso appropriato, etico, misurato delle parole e del linguaggio. Insomma, sì, quindi direi ai due estremi ci sono, da un lato, la tutela dei propri diritti quando vengono ingiustamente lesi, e dall'altro però un uso circospetto dei propri strumenti e delle proprie prerogative di cittadino e di persona che partecipa al dibattito pubblico. Grazie. E c'è Federico che inizia con un commento ironico dicendo: premetto che lei ha ragione. Bravo, Federico bravo. E poi le dice, poi le chiede: lei spesso affronta il tema della verità nei suoi libri, ma pensa che la letteratura possa avvicinarci a una comprensione più autentica della realtà, o ormai è una strada che in qualche maniera non viene più molto praticata? Vede, Federico, intanto apprezzo che sia un buon gustaio. Ha usato due parole diverse, prima verità e poi realtà, sono due concetti diversi. Io credo che la letteratura abbia fondamentalmente a che fare con la verità e che sia uno strumento per raccontare la verità, che non significa raccontare fatti realmente accaduti, cioè la realtà non è la verità e viceversa. La verità della letteratura è, come posso dire, la verità su quel pezzo di condizione umana che chi scrive ha scelto più o meno consapevolmente di raccontare, che non vuol dire affatto raccontare fatti accaduti davvero. Voi pensate, io ho fatto svariate volte questo esempio, la Metamorfosi di Kafka, che è il racconto di un commesso viaggiatore che si sveglia una mattina e si è trasformato in uno scarafaggio, e poi c'è la narrazione dolorosissima di come questa trasformazione sia percepita dalla famiglia di lui. Il padre lo ricaccia a bastonate nella stanza, viene chiuso lì dentro e vive i suoi pochi giorni, quelli che gli rimangono, da reietto nella sua famiglia, disperato, infelice. Non è che è una storia realistica, diciamo, trasformazioni di commessi viaggiatori in scarafaggi sono infrequenti, però racconta in modo straordinario, mi è scappato straordinario che avevo promesso di non dire mai, ma insomma in un modo penetrante che cosa significhi essere un reietto nella propria famiglia, il senso di disperazione e respingimento. Lo racconta la Metamorfosi, racconto fantastico, in maniera molto più vera di quanto non faccia un altro scritto dello stesso Kafka, dichiaratamente autobiografico, che è La lettera al padre, perché lì c'è il tema del rapporto doloroso con la figura paterna. Il compito della letteratura, ammesso che si possa parlare di un compito, uno dei compiti, via, è quello di dire la verità con lo strumento della finzione. La realtà è un'altra cosa. Ci sono narrazioni nelle varie posizioni dello spettro delle scritture che raccontano anche, diciamo, la realtà di oggi nel senso della vita sociale o del momento storico in cui ci troviamo a vivere, però un'altra questione ed è meno sostanziale. La questione sostanziale è il rapporto fra letteratura e verità nel senso di cui dicevo prima. Grazie. E la domanda allora, visto che lei ha detto la letteratura cerca di raccontare un pezzo della condizione umana, anche lei nei suoi libri fa questo? E quale pezzo della condizione umana le interessa rappresentare? Ogni libro ce n'è uno, spero, mi piace pensare di non appartenere a quella categoria di scrittori di cui parlava Mark Twain, che diceva: io ammiro molto alcuni scrittori che sono capaci di scrivere 2 romanzi contemporaneamente, il primo e l'ultimo. Nel senso non solo che alcuni ne scrivono uno solo, ma nel senso che ci sono molti scrittori che ripetono all'infinito lo stesso romanzo. Uno di questi è veramente piuttosto impressionante, ha vinto il Nobel qualche anno fa, è oggi sul francese, non l'Eclession. No, Carrère non l'ha vinto, lo vorrebbe tanto, ma può darsi che lo vinca. Madonna mia, vabbè, insomma, ora mi sfugge il nome. E dopo l'attribuzione del Nobel io andai a prendermi un libro di questo scrittore francese, è un po' assurdo che non mi viene il nome, lo lessi e mi piacque, era un bel romanzo, e quindi ne presi un altro, e l'altro era simile, poi presi un terzo, era la stessa, veramente la stessa cosa, una roba
piuttosto impressionante. A me piace pensare che, diciamo, ogni singolo romanzo che ho scritto racconti un frammento di quella condizione umana, con movenze, modalità e tutto il resto, che ovviamente appartengono allo stile personale, quindi al gusto narrativo e così via. Quindi bisognerebbe chiedermi rispetto allo specifico romanzo che cosa volevo raccontare, io non saprei rispondere neanche là. Uno scrive i romanzi per questo, perché non sa spiegarlo in un altro modo. Cioè uno scrive i romanzi perché ha bisogno di chiarirsi le idee che non ha affatto chiare e spesso non ce le ha neanche dopo, e sembrerà una cosa ironica, invece è molto seria. Spesso gli scrittori onesti, è un ossimoro, capiscono di cosa volevano parlare quando un lettore o una lettrice intelligente gli spiega quello che hanno scritto. È esattamente così. Allora, intanto che ci organizziamo per fare un passaggio del microfono a una persona del pubblico che vuole porle una domanda, le leggo quella che ci arriva da Luisa da Mantova, che dice: da politico, quali riforme ritiene siano necessarie per migliorare il sistema educativo italiano? Mi fermo qui perché poi c'è un'altra attaccata. Questo mi sono fatto un'idea recentemente, non ho competenza, ma un'idea me la sono fatta perché ho guardato un po' come funziona il sistema finlandese, e quindi io farei una riforma del sistema educativo alla finlandese, che è lungo da raccontare, ma insomma si basa moltissimo su uno spazio di libertà di apprendimento, riduzione dei test, professori ultra formati e molto ben pagati, tutti muniti di master, una scuola, diciamo, di grande libertà, che non significa pacche sulle spalle, ma significa, ecco, la mia sintesi, fermo restando che ci sono materie, diciamo, di nozioni che devono essere apprese, le differenze fra i sistemi educativi è fornita, diciamo in chiave simbolica quasi, dalla differenza delle domande che si agitano nell'uno e nell'altro sistema. Nei sistemi di tipo autoritario, che poi non sono mai tutti quanti uguali e naturalmente ci sono interpretazioni diverse, vigono soprattutto le cosiddette domande convergenti. La domanda convergente è quella che ammette una risposta esatta e le altre sbagliate. Poi ci sono invece le domande divergenti, che sono quelle che ammettono molte risposte possibili, che dicono allo studente, all'allievo: non devi compiacere il professore o la professoressa, non devi dare una risposta esatta, ma devi cercare delle risposte, che poi è una cosa che ha a che fare molto col tema della pratica igienica, educativa e conoscitiva dell'errore di cui dicevamo prima. Una scuola in cui si valorizzi la capacità di sbagliare in modo intelligente, possibilmente innocuo, sfruttando ogni volta che questo sia possibile per questa situazione, l'errore, per imparare, per intravedere nuove strade che non devono essere strade battute o segnate da altri. Ecco. Allora, intanto che le faccio la prossima domanda, le prendo il microfono, così lo facciamo arrivare alle persone in sala, e nel frattempo la regia le riapre questo, ma approfondendo quello che ci ha appena detto, c'è una direzione in questo senso nei confronti della scuola attualmente in Italia, non in Finlandia, che ci fa piacere per i finlandesi, ma ci tocca un po' meno. Ma vedete, poi le cose vanno studiate senza soffermarsi troppo sulle contingenze dei mesi o anche degli anni. Ovviamente ci sono opinioni diverse, ma certo il fatto stesso di aver, con una ossessione un po' provinciale, cambiato il nome del Ministero, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, evidenzia idee non chiare, e quelle poche, magari più chiare, poco condivisibili. Permettetemi di dire la mia opinione sul concetto di merito, visto che stiamo parlando di scuola. Allora, chiariamo che siamo tutti d'accordo sul fatto che se sei bravo, se sei brava, devi poter andare a fare le cose per cui è richiesta bravura. Tutti noi, ove dovessimo ricevere un intervento chirurgico, vorremmo essere operati dal chirurgo o dalla chirurga più brave, che ha meritato, nel senso per via della sua competenza e bravura, di andare in quel posto. Il tema però, questo nome del Ministero ci fa percepire quanto sia un tema rilevante, è quello dell'etica del merito, che è una malattia, secondo me,
che attraversa le nostre società, e ovviamente bisogna spiegarsi. L'etica del merito è quell'apparato di convinzioni sociali, di solito fortemente voluto e interpretato da chi sta in alto nella piramide sociale, che si riassume con una frase molto semplice: ho avuto successo perché me lo sono meritato. Ho studiato, ho lavorato, sono stato bravo, sono salito, nessuno mi ha regalato niente, rifarei tutto, non ci sono più le stagioni intermedie e via discorrendo. Che è, possiamo dirlo da subito, una cosa semplicemente falsa, perché nessuno arriva in alto solo per suo merito, arriva in alto per molte ragioni, a volte anche per le sue doti, ma per un concorso di fattori in cui la fortuna gioca un ruolo importantissimo. Ma lasciamo perdere per un attimo chi sta lì sopra, che uno potrebbe dire, vabbè, in fondo raccontatela come ti pare. Sfugge molto spesso il correlato di questa affermazione, sto in alto perché me lo sono meritato, che è il seguente: tutti quelli che stanno in basso, e in basso sono molto di più, perché è uno di quei casi in cui la metafora è del tutto azzeccata, la base è larga e in alto ci stanno in pochi. Se chi sta in alto se l'è meritato perché ha ottenuto quello che ha ottenuto per la sua straordinaria capacità di impegnarsi e combattere contro gli ostacoli, il suo eroico modo di porsi rispetto alla vita, che si sintetizza: se lo vuoi, lo puoi fare, che è la roba, diciamo, di certa positività tossica di manuali di autoaiuto, chi sta sotto se l'è meritato. Questo è il messaggio devastante che attraversa le nostre società. Se stai lì sotto è perché non sei capace di impegnarti abbastanza da andare più su, che ovviamente non è così, perché ci sono certamente dei casi in cui qualcuno non si è impegnato abbastanza, ma la struttura sociale è tale per cui sotto ci saranno sempre più persone se le cose continuano in questa maniera. Le persone che stanno sotto e che si sentono dire in maniera implicita ma con terribile violenza: sei lì sotto perché è colpa tua, avvertono frustrazione e rancore per quella che avvertono giustamente come un'ingiustizia. Solo che il rancore non sono in grado di indirizzarlo verso il destinatario corretto, perché non lo individuano, è un'entità spesso sfuggente, è l'ingiustizia sociale, è il dislivello di dignità, è l'aumento delle disuguaglianze sostanziali, ma anche, ripeto, di dignità personale. E siccome hanno questo terribile malessere, sono la preda dei populismi di ogni tipo, che attraverso la creazione dei capri espiatori usano questo veleno collettivo per nutrire le loro avventure. E qui siamo anche di fronte, diciamo così, a un limite di forze che populiste non sono, che dovrebbero essere le forze del progresso, cioè quelle intanto di riconoscere questa roba, di non guardare con una certa altezzosità alcune cospicue sacche di rabbia sociale, e poi di prendere questa rabbia e questo rancore e trasformarlo in indignazione, cioè in forza di trasformazione della società. Lo so benissimo che è molto più facile dirlo chiacchierando con voi questa sera che farlo, ma non è che ci sono alternative, diciamo. E quindi, ecco, raccontate in questo modo, la retorica del merito mostra, diciamo, la sua violenza. C'è un grande filosofo americano che insegna ad Harvard, che ha scritto un bellissimo libro, si intitola La tirannia del merito, che sviluppa questi concetti, e lui suggerisce, io sono d'accordo, che bisognerebbe sostituire all'etica del merito l'etica della fortuna, intesa come il riconoscimento del ruolo della fortuna nel successo e dunque anche nell'insuccesso, la capacità di chi ha successo, di chi sta là sopra, di dire, cioè, mi è andata bene, di sentirsi in debito. È ovvio che ci sono doti personali, impegno, ma anche là, cioè quanto il successo dipende dal fatto che sei nato in un quartiere, in una città, in un paese, con quel patrimonio genetico, in quel periodo dell'anno. Addirittura c'è un bellissimo libro di un giornalista divulgativo scientifico molto bravo americano, Malcolm Gladwell, che spiega come se nasci alla fine o all'inizio dell'anno
per certe carriere è tutta un'altra cosa. E certo che quella è fortuna. Allora, riconoscere il ruolo della fortuna è come riconoscere il fatto che ci sbagliamo, ci libera dal dire ah, ci picchia, sono stato io, ammazza, bravo, come sto, ciao, e ci porta a un atteggiamento più mite verso gli altri, ma verso noi stessi, molto più sano, molto più igienico, molto più giusto, io credo. E quindi a livello istituzionale la retorica del merito andrebbe sostituita proprio... insopportabile, tra l'altro insomma i principali esponenti di questa retorica del merito avrebbero moltissimo di cui vantarsi, ma ecco mi fermerei qua. Sì. L'alternativa invece sarebbe che le istituzioni si concentrassero sull'etica della giustizia, perché il tema che lei ha sollevato è un tema anche che sta tornando in questi giorni. Perché è una società capace, diciamo così, di sfuggire alla spietatezza di certe gerarchie. Ecco, non è una cosa impossibile. Non è una cosa impossibile. Grazie. Allora abbiamo il contributo dalla platea, grazie per il suo intervento. Grazie a voi, grazie della serata e naturalmente insomma è difficile non darle ragione in questo campo. Sono astuto come una volpe. e vorrei appunto sostenere le sue ragioni anche con l'approccio psicoanalitico, perché pensavo proprio all'importanza della cura delle parole che diventano in effetti parole che curano. E questo credo che sia veramente fondamentale, così come la questione dell'ascolto. Una grande psicoanalista, Luciana Nissimo Emiliano, ha scritto un libro che si intitola proprio L'ascolto rispettoso, quindi insomma veramente la ringrazio per questo. Poi c'è l'attenzione fluttuante di Freud. Sì, ma l'attenzione fluttuante, no, io penso che in questo momento ci sia veramente bisogno dell'ascolto rispettoso, anche rispetto ai giovani che si diceva prima. La questione è che non vengono proprio ascoltati e quindi quello che lei propone credo che sia veramente fondamentale in questo momento specifico, perché io vedo nel mio lavoro quotidiano quanta aggressività viene portata e quanto quei modi che lei propone di affrontarla siano gli unici efficaci, perché veramente c'è una tendenza all'attacco, anche se magari le persone arrivano chiedendo una cura, in realtà arrivano sembra che abbiano l'intento di distruggerti come principale obiettivo, e invece proponendo avendo anche la capacità di poter dire, come diceva lei prima, probabilmente ho sbagliato. Quindi è veramente fondamentale e c'è una vera connessione insomma con quello che è l'approccio psicoanalitico, quindi veramente grazie. Per stare su questo mi veniva in mente, così penso siamo poi prossimi ma una cosa che raccontavo in un romanzo qualche anno fa, che è preso da un fatto realmente accaduto, per dire di come la capacità di entrare in rapporto con gli altri in modo, diciamo, apparentemente paradossale cambi le cose. Questo, nel romanzo ovviamente modificato, ma insomma c'è questo tizio che sta davanti a una scuola con la tanica di benzina e i fiammiferi, dice che si darà fuoco, e quindi arrivano pattuglie. E arriva questa pattuglia in cui c'è il personaggio raccontato, che all'epoca è un giovane carabiniere, con questo anziano carabiniere, un uomo normale, senza nessuno studio particolare, ma con questo grande talento per parlare con le persone. E lì stanno tutti con le pistole puntate, poi dice, togliete le pistole, va verso e questo comincia a urlare come un pazzo, dicendo che si dà fuoco, e il carabiniere non gli dice calmati, non c'è nulla di peggio che si possa dire a una persona agitata di calmarsi, perché gli stai negando il diritto a quello cui pensa di avere più diritto in quel momento, cioè di essere incazzato. E gli dice, scusa, non capisco bene, puoi parlare più lentamente? Notate la mossa brillante.
Se dici a qualcuno di parlare a bassa voce, si arrabbierà allo stesso modo, ma se dici a qualcuno non capisco bene, puoi parlare più lentamente, gli stai chiedendo collaborazione, gli stai chiedendo un piacere, non capisci, e provate a urlare parlando lentamente. Questo è un primo meccanismo di disinnesco, diciamo, di quella aggressività. Il passaggio successivo, io amo questa storia, infatti l'ho scritta con grande gusto, è che questo dice che si dà fuoco e lui gli spiega perché la moglie lo ha lasciato, non ha più lavoro, è lì davanti, non gli fa vedere la bambina che va in quella scuola proprio là vicino, e il carabiniere dice, quindi ho capito, dice, quindi la tua vita è rovinata, se capisco bene, sì, fa lui, e ti vuoi ammazzare, lo capisco, probabilmente io farei la stessa cosa. Notate anche qua, è una mossa tipo, no, non ci si deve ammazzare, no, sì, hai delle ottime ragioni per volerti ammazzare. Posso soltanto esprimerti un'opinione? Questo ascolta, ormai è stupefatto, dice, io non farei dandomi fuoco, perché, guarda, ne ho viste persone bruciate, si muore male, non sai l'odore che si sente. Poi, sai, hai tutto il tempo di pensare che hai fatto una cazzata, ma non puoi più fermarti perché stai bruciando vivo. Se proprio ti vuoi ammazzare, ci sono dei modi molto più tranquilli. Notate anche qua, il concetto è non stai opponendo qualcosa alla resistenza di quello, stai accompagnando da qualche parte. E quello che dice, in che senso, che modi? Facciamo così, tu poggia la lattina ai fiammiferi e ci fumiamo una sigaretta, capisci bene che con questa roba qua non è una buona idea, e poi ti dico come si può fare, se sei ancora interessato ti spiego come puoi fare. Vabbè, ovviamente questo non muore, finisce tutto quanto là, nessuno si fa male e la storia termina. E questo è la storia, l'aneddoto, ripeto, io l'ho romanzato, ma è tratto da una storia vera, più bello su che cosa si può fare per disattivare il conflitto o la violenza autolesionistica, semplicemente usando con intelligenza e con senso dell'altro. Io non direi empatia è una parola molto consumata, con compassione, è una qualità che mi piace molto di più. L'empatia si può avere per pochissimi, se no diventa un fattore che distrugge le relazioni. La compassione può essere uno strumento etico e professionale in tante attività. Ecco, insomma, si possono fare un sacco di cose. Beh, è necessario pensarci, è necessario averne voglia. Poi anche la mia esperienza dice che è anche divertente. C'era una domanda? Sì, ha disponibilità per un'altra domanda? Certo. Ce l'abbiamo. Certo. Buonasera. Volevo farle una domanda relativa alla comunicazione, no? Tornando proprio all'apertura della serata. Lei ha detto quanto è importante ascoltare e anche riuscire a comunicare usando le parole giuste, il tono giusto. E mi domando, non possiamo correre il rischio di non essere sinceri? E l'altra domanda è, possiamo correre il rischio di non essere sinceri? Cioè dobbiamo essere sinceri per forza? Mi riferisco per esempio all'esempio che lei ha fatto relativamente a quel signore che le scriveva, no? Tutte quelle cose poco simpatiche, insomma, relativamente alla sua professione, alla sua attività. E lei ha trovato un modo per, in qualche modo, fermarlo e contrastarlo, facendogli capire che l'aveva capito in qualche modo, però usando delle parole sempre comunque positive. Forse non era in quel momento quello il suo vero pensiero, no? Il suo rispetto a quel signore lì, però ha comunque raggiunto l'obiettivo. Allora mi domando, siamo autorizzati a volte a non essere completamente sinceri se l'obiettivo è instaurare una comunicazione efficace? Ma io penso che la completa sincerità è una forma di sociopatia, diciamo, è una roba pericolosissima. Cioè c'è un sacco di cose che rivendico, diciamo, abbiamo il dovere di non dire o di modificare, che non vuol dire manipolare. Il caso di quel signore era ovviamente un piccolo esperimento sociale, non si trattava di una persona in perfetto equilibrio e insomma io non gli ho fatto nessun danno dicendogli delle cose ovviamente che non pensavo, ma io credo che la categoria non sia la sincerità, che è una categoria terribilmente sfuggente, anche quando riguarda noi stessi, perché in una qualche misura noi ci diremo sempre un pezzetto di bugie, se no la vita sarebbe insopportabile.
Ma io credo che la categoria che deve regolare da un punto di vista etico i rapporti fra le persone sia il rispetto, che è una cosa che in parte coincide con la sincerità, ma non del tutto. Ci sono dei casi in cui la compagna del mio migliore amico, ha inventato questo fatto, ha avuto in una vacanza una storia di sesso bollente con George Clooney, dopodiché è finita. È tornato a casa e io l'ho saputo, glielo devo dire al mio amico, ma neanche morto, ma ovviamente, e potremmo andare avanti a lungo, insomma. Il tema è il rispetto e il sapersi interrogare sul perché uno fa o non fa una cosa, perché ci sono bugie e in generale usi disinvolti della verità, qualunque cosa significhi, che sono l'espressione di un bisogno di manipolazione, aggressività, violenza, sopraffazione, e altre che sono l'espressione di un contegno etico. Bisogna faticosamente chiedersi ogni volta perché ci viene da dire la verità o ci viene da dire la bugia. Ma torniamo, io sono particolarmente appassionato da questa faccenda delle relazioni personali, cosiddetti tradimenti. Coppia, felice per quanto possono essere le coppie di lunga data, in cui a un certo punto uno dei due ha una digressione, che finisce anche là. Ora non è più l'amico che lo sa, ma ci sono coppie e persone che dicono no, io devo dire la verità e quindi dirò quello che è successo perché per salvare il nostro rapporto. Io trovo che ci sono poche cose così violente e ingiuste come dire questa verità, perché quella verità è soltanto un buttare il macigno della colpa sull'altro, una cosa veramente orrenda. Cioè, ti sei divertito, divertita? Va benissimo. Dopodiché, veditela per conto tuo, altra questione sono relazioni di altro tipo. Quindi in realtà non esiste, secondo me, una regola assoluta. Bisogna essere sempre sinceri, che non significa niente. Bisogna essere possibilmente sempre rispettosi, è una cosa differente. Grazie anche a lei e alle altre persone che hanno posto delle domande. E allora andiamo in conclusione con una serie di commenti, di apprezzamento, naturalmente. Alessandra ci scrive un intervento illuminante, come sempre. Caro figlio, riesce a farci riflettere su temi essenziali con la sua profondità e chiarezza. Marco, ascoltare caro figlio è sempre un piacere, le sue parole sui social ci hanno spinto a riflettere seriamente sul nostro modo di comunicare. E infine Alessia scrive: grazie a Cambio Gioco, a Luce Euganea, ormai aspetto questo appuntamento di marzo con gioia. Quindi al di là di ricevere con piacere anche questo complimento al festival, lo leggiamo perché riteniamo che queste siano occasioni per creare anche una massa critica di persone che vogliono usare dei modi alternativi di comunicare, su cui lei ci ha dato una bellissima lezione, un bellissimo contributo questa sera, persone che vogliono stare in rete, connettersi per fare della rete un patrimonio di salute anziché di altre cose che invece cerchiamo di sostituire con ciò che lei ci ha raccontato questa sera. Quindi veramente grazie di aver dato il suo prezioso contributo a Cambio Gioco. Grazie. Concludo. Grazie. Concludiamo ricordando a tutti che il programma del festival continua, domani ci sarà l'ultima giornata, potete continuare a seguirci anche consultando il sito www.cambiogioco6.it. Vi aspettiamo per i seguenti appuntamenti. Alle ore 10 avremo un incontro dal titolo Confrontiamoci, proposte innovative contro il gioco d'azzardo. Saranno con noi Stefano Alemanno, Aniello Baselici e Luciano Gualzetti, che ci porteranno proprio delle eccellenze sul territorio italiano proprio per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Poi alle 17:30 saremo con Sergio Sorgi per un incontro intitolato Dalla disattivazione all'attivazione, e poi concluderemo il nostro calendario con Sarantis Tanopoulos domani sera con un incontro dal titolo Come coltivare relazioni autentiche. Ulse Euganea vi ringrazia e vi dà appuntamento a domani. Buonanotte a tutti con Cambio Gioco.